in giro, pare che veda intera e eh, lo faccio un po' che volte per eh, sentire Dio conta a me, sta roba. amico di... Che merda di persona che sono. Cavolo, senti che risata a Walt Disney. Pare i malefici a Walt Disney, senti. No, non siamo embriaghi. Ale, mi spiace, Buongiorno da ma voi. guarda, Uccia, guarda che misteri. Guarda, altro che il tuo bocciolo, che ne 200 qua, guarda che misteri, sta qua è un cimbidium. Oh ragazzi, siamo dei fottutissimi geni. Ho 66 ampere da una cazzo di colonnina, quella di Segusino, quella che di solito salta. Wow, sempre più camper a Segusino. Italia, mi impegnerò a non far più video dietro alle quinte, cioè a fare il meno possibile, perché veramente non ci si sta dietro coi video, non tanto per il tempo, perché quello tu non te ne sei accorto, ma è successo che tipo io sono stato 2 mesi, forse 3 senza far video, quindi a te non è cambiato nulla, per i video non ti sono mai mancati, però cerco di stringere, tipo sì, appunto non fare video come questi, ma questo è un annuncio tra virgolette, nel senso che si farà le puntine, e se c'è giustamente qualche puntina della nostra esistenza, della nostra psiche da andare a scoprire, a sviscerare, certo lo si farà, ma magari contemporaneamente mentre si fanno delle puntine dei luoghi, ossia mentre si va a scoprire dei luoghi. Contemporaneamente pensavo anche poi di non far più, cioè non è un diario, porca troia, non se registro a dare all'agenzia le entrate, quindi voglio dire, tipo dopo vado a buttarmi giù a farmi un po' di dolore fisico dalla montagna in bicicletta, non porto la GoPro, non sto là a riprendere, perché è un percorso che abbiamo già fatto. Se era un percorso nuovo, che allora esploravamo, non so, a Ceseta, Cascatella, panchina panoramica eccetera, allora ci stava, ma in questi casi no, quindi è da tanto che dico di farlo, da adesso o dalla prossima puntata mi impegnerò a tagliare il più possibile. Quindi sì, video tipo con Mirko, ma le recensioni, che robette là, o più che altro puntine, tante puntine, cioè le puntine sarebbe il caso che facesse vedere le puntine. Fiori rosa, fiori di pesco, sigano taglia. Ok, ci riaggiorniamo. Bye bye anche dal CP. E niente, stamattina io devo fare enduro, solo che dopo all'ultimo, proprio al bivio, ho deciso no, voglio provare un'ippovia. Sono in un borgo abbandonato, cioè sto andando per queste colline, dopo ti trovo il nome di questa ippovia così la fai anche tu. Ci sono ste colline, ste robe pazzesche in mezzo ai vigneti. Wow. E porco cane, se sapevo mi portavo l'aperitivo, guarda che robe. Sai, sono ste stradine stranissime, che un po' portano in mezzo ai borghetti abbandonati, un po' per i vigneti. Stupende, cazzo. Sono contento di aver cambiato strada oggi. Preferisco ste robe all'enduro oggi. Cioè oggi è proprio giretto relax, bello cazzo. Sì, lo so, avanzi che ti dico il nome di questo sentiero, casomai ritorno, vedo qual è. Comunque in ogni caso ricordati che no, anche se io me ne dimenticherò, non è mai perso, perché ho fatto una foto di dove sono ora in questo momento, quindi poi dalle mappe puoi capire dove siamo. È uscita fuori una capra a spiare, come per dire, dove cazzo va questo qua? E c'ha anche ragione, ovvio perché. Niente, purtroppo è finito. Speravo che fosse tipo un anello. Vabbè, peccato, non si può vedere tutto, il giro è comunque stato bello lungo e bellissimo. Vabbè, peccato, dai, va bene lo stesso, va bene così. Sì ragazzi, sono ottimi posti per bivaccare, perché i sentieri sono tutti chiusi, quindi non sognarti di fare un anello. Beh no, aspetta, forse a piedi potresti anche farlo. In bici, con una bici da 24 kg, come fai a spingertela in certe salite tutte sassetti, perché è franato tutto, cioè non puoi proprio, e non puoi neanche con la rincorsa andare su perché è troppa strada. Non l'ho detto, queste piccole clip hanno anche un secondo messaggio, ok? Cioè non solo quello banale, futile, che è di visitare la stradina tot, dopo che ti fornirò le coordinate GPS per chi viene nell'area camper di Segusino, ma è per dire mai ascoltare gli altri, porca puttana, perché vai a leggere le recensioni tipo su Google Maps o le app di camper di Segusino, dicono ah bella bella l'area camper, ma non c'è un cazzo da fare. Porca puttana ragazzi, l'ho già detto tante volte, cosa non c'è un cazzo da fare. Segusino è l'unico posto in cui io torno di continuo per la bici, perché c'è questa infinità di sentieri, di povie, di percorsi extra, perché dopo insomma anche si ramificano. Certo sì, ok, peccato che sono interrotti, però vabbè, chi se ne frega, insomma ne hai un casino di roba da fare.
Quindi, appunto, guarda te, se io avessi dovuto ascoltare gli altri, cioè la gente, che qua non c'è un cazzo da fare, cioè mi sarei perso tutto sto ben di Dio, ok? Uguale anche tipo andare a vivere in camper, il mettersi in proprio con la partita IVA, eccetera. Porca puttana. Ciao cavallo piccolo. Cavallo piccolo. No, devo spiegartelo io perché non è mica segnato bene. Allora, vedi dove ci sono le macchine? Quello è il parcheggio per l'entrata del sentiero dei Ponticelli. Guarda, eccolo qua, vedi, chiamasi anche Trodo delle Acque. Questa sì è segnata come ok, Ipovia delle Prealpi. Praticamente tu devi entrare qua, vedi? Dove c'è questa casa qui e questo paletto cinese, sì, perché è la baretta cinese. Vai avanti di qui e segui lo Sterato, è una figata pazzesca. E sempre per capirti dove siamo, di là vai verso Segusino. Attenzione, non fare l'anello della memoria, almeno adesso siamo a marzo 2022, non fare l'anello della memoria in bici in quanto è interrotto, a meno che non hai proprio una bici leggera che te la carichi in spalle. E anche questo sentiero sarebbe finito col condizionale, nel senso che se ascolti quello che ha detto, tu non passi di qua, ti blocco la strada, ti blocco la possibilità di andare avanti, tra virgolette, per il mondo, terapio. Altrimenti qui è nella vita, prosegui ragazzo. Una bomba proprio? Dai, siamo in un telefono e serve anche a difendermi dai maltrattamenti psicologici della Mi mia ha merda detto di di no fidanzata. stamattina anche un audio. Ancora? Che conferma. Sì, una volta in 6 anni che le nego il pene. Adesso che stiamo parlando delle Senti, pizze. vedi tu, cammina sempre tasi su. Poi aspetta che ci sono anche le pizze Ah, diverse, porca non so puttana, cosa sì. vuol dire diverse. Io Curiosa, qua si sveglia, vedi tu, cavolo, curiosa, rompermi i coglioni. pomodoro, mozzarella di bufali, gamberetti, rucola. Spara, spaga tu. Oh. E stai imbriaca con un bicchiere di prosecco, eh? Vedi tu? 10 grammi. Sì, è appunto 10 Ah, grammi. grazie, Aspetta, che siete aspetta, no, onesti. ma io veramente voglio documentare a mia difesa sta roba. Perché no, sì, vabbè, in 3, in 4. Vabbè. Ma io non ho Aspetta, fatto io poi bis. fa tanta pinzone, attento? E da qua 2 ore, che sa che adorme. Attento. Cheers! Vin e spuma, al bar col fantuin, vin e spuma, parmi un bicchiere di vin e paluvi e spuma, vin e spuma, yeah yeah yeah, vin e spuma, yeah yeah yeah, vin e spuma ed è, stai bene? Questo posto ormai lo conosci bene, io lo chiamo aperitivo livello pro. Che altri io chiamo mausoleo austro-ungarico, germanico anche. Mirko non te l'ho versato perché aspettavo che arrivasse. Ah, che giornata. Come dice qualcuno, prosecco. Fantastica proprio. Quindi anche qua, a parte il solito discorso, prendilo come esempio. Se c'hai a moglie, a famiglia, ti vieni qua a fare l'aperitivo. Oh, il gentile pubblico mi scusi, non sarò certo io quello che insegna cose culinarie agli altri, nel senso è roba a mangiare perché oh, no, giuro, guarda, sta merda qua la trovi al Lidl, credo. Adesso forse ho preso una... Vabbè, comunque la bevanda di soia alla vaniglia, ok, con le banane mature e le frulli. Mamma mia, da incapotarsi, buonissimo. Caro diario, non posso negare che dei libri, volevo dire un paio di libri, 2 libri hanno segnato la mia vita. Ciao CP. In realtà no, è stato poi tutto l'insieme di libri e questi probabilmente sono stati quelli che hanno innescato, no, il tutto, il cambiamento eccetera. Allora, uno, vabbè, per quanto riguarda la vita in camper, parliamo di Henry David Thoreau, il quale con il libro Walden effettivamente mi ha catapultato all'interno di questa visione minimalistica, neanche, no, non è quello il termine corretto, in questa visione reale della fame e dell'abbondanza, no? Sai che io ti parlo sempre di questa fame, di questa abbondanza, no? Del fatto che la gente vive nei lussi più estremi e piange sempre il morto, che è vero, tutti quanti, perché siamo proprio abituati ormai a vivere con queste case enormi e avere macchine e tutto quanto, e dopo ovvio che queste robe costano e noi non riusciamo a pagarle, a permettersi, non arriviamo a fine mese e piangiamo il morto. Comunque vabbè, questo è uno. E l'altro, porca miseria, veramente mi ha strisciato l'anima di brutto. Adesso non mi ricordo qual era, un libro di Tiziano Terzani, nel senso che li ho letti tutti, quindi non so quale dei suoi,
che lui con una sola frase, io ti riporto solo il concetto, non la frase, diceva che il segreto, tra virgolette, della vita, della tua felicità era quella di trovare un lavoro che ti sarebbe piaciuto. E lì vedi effettivamente, poi anche lì, insomma, leggendo, continuando a leggere sia il Tiziano Terzani che ovviamente altri autori che sostenevano la stessa idea, percorrevano la stessa strada, Noci per la mia tisana, arrivavi sempre e comunque al cosa vuol dire le cose che mi piacciono, cioè è vero che mi piace questo o è una cosa dettata dalla società, hai capito? Sì, no, c'è più, è ora di papè. È già ora di papè! No, te l'ha detto la società che è ora di papè. In realtà il tuo stomaco dice puoi aspettare un'altra mezz'ora. Vedi? CP, la piantina qua. Cioè, ha aspettato una mezz'ora anche lei la quieta. E non è morta, è inutile che mi sbadigli. No, in realtà i cani sbadigliano, e che in realtà un po' anche gli esseri umani, perché lo sbadiglio è una richiesta di ossigeno da parte del cervello, no? Quindi quando sono, tra virgolette, in difficoltà, spesso alcune razze, quando non capiscono che tu gli parli e continui a parlargli, allora loro pure ti rimetti un po' in difficoltà e sbadigliano, ma non è noia o sonno, o meglio, ritorniamo al punto di prima, lo sbadiglio è una richiesta di ossigeno da parte del cervello. Quindi una richiesta di ossigeno per aumentare le VeloCP, le risorse intellettuali, diciamo, per capire che cazzo è questo umano. Oh, CP, ma alla fine hai capito quello che dovevo dire? Certe notti per dormire mi metto a leggere e invece avrei bisogno di attimi di silenzio. Certe volte anche con te sai che ti voglio bene, mi arrabbio inutilmente, senza una vera ragione. Sulle strade al mattino il troppo traffico mi sfianca. Mi innervosiscono i semafori e gli stop e la sera ritorno con malesseri speciali. Non servono tranquillanti o terapie, ci vuole un'altra vita. Su divani abbandonati a telecomandi in mano, storie di sottofondo, dalla sei ricchi piangono. Sulle strade la terza linea del metro che avanza e macchine parcheggiate in tripla fila e la sera ritorno con la noia e la stanchezza. Non servono più eccitanti o ideologie, ci vuole un'altra vita.